Con il determinarsi della pandemia, del blocco delle attività produttive, si è determinato anche uno stato di emergenza. Per questo sono stati emanati una serie di provvedimenti che hanno configurato un welfare di emergenza. Solo nel mese di marzo i comuni veneti hanno perso 45 milioni di euro fra tributi e tariffe. Ecco perché lo SPI-CGIL regionale lancia un allarme proponendo la negoziazione sociale e dando un suggerimento alle amministrazioni comunali. Non bastano però solo i provvedimenti del governo, tanti servizi devono essere attivati dai comuni ed è la ragione per la quale chiediamo di implementare ulteriormente questi tipi di servizi agli enti locali, verso le famiglie più bisognose, verso gli anziani che si trovano in stato di bisogno, dal supporto psicologico al servizio di assistenza domiciliare, ai pasti a domicilio, dalle attività didattiche in rete, cioè tutto quello che supporta e che può far transitare questo periodo particolarmente difficile. In considerazione di ciò, il sindacato propone di utilizzare subito, nella fase 2, circa 320 milioni di euro che hanno in cassa i comuni veneti come avanzo disponibile.